Percorrendo il lungomare e scendendo verso il corso siamo arrivati alla spiaggia degli Acque Dolci, chiamata così perché dovete sapere che sul fondo pare vi siano sorgenti di acqua dolce. Andiamo a vedere un po' come sono quei bagnanti. Si trasforma in un razzo missile con circuiti di 1000 valvole, le stelle spinta e va. Chiediamo ai bagnanti se sanno perché questa spiaggia è chiamata gli Acque Dolci. Secondo voi lo sapranno? Sa perché si chiama le Acque Dolci? Ci dovrebbe essere una sorgente di acqua dolce là in fondo, proprio la seconda spiaggia. Prima questa era una distesa di rocce e ora da qualche anno è una spiaggia artificiale. Preferiva prima o adesso? Adesso decisamente meglio. Sulle rocce ci va? Sì, Viene con i bambini? certo, la famiglia. Tutto il giorno o mezza giornata? Anche tutto il giorno. Quindi quando state tutto il giorno portate il pranzo. Posso chiedervi che cosa mangiate? Ci aggiustiamo con dei panini. Dove buttate la spazzatura? Nell'immondizia ovviamente, nei cassonetti. Ciao. No, cosa... Sei del posto? Sono del posto. Sei qua mezza giornata o tutto il giorno? No, metà giorno. Come la passi? Ma... spiaggia, sole e nuoto. Passi più tempo in spiaggia o in acqua? In acqua. Senti, questa spiaggia sino a qualche anno fa so che era una distesa di rocce, ora è una spiaggia artificiale. Era una distesa di rocce, sì. Quindi... La preferisci adesso? No, allora, come era prima, sicuramente c'era più tranquillità perché veniva in fase assai meno. Quindi ora ci sono anche più bambini sicuramente. Sì, sicuramente più bambini, anche perché i fondali, come potete ben vedere, sono molto bassi. Sapete perché si chiama gli Acque Dolci? No, sinceramente no, ho sempre sentito Acque Dolci, però... Tu lo sai? No, sinceramente no. Quanto tempo trascorrete qua? Ma sinceramente la mattina e poi la sera a casa, in giro. Anche tu mezza giornata? Sì, dipende anche tutto il giorno, fino alle 7 di sera, dipende. Quando rimani tutto il giorno cosa porti a mangiare? Porto in genere un panino o una focaccia, una pizzetta, dipende cosa voglio mangiare. E dove butti la spazzatura? La butto nel cassonetto. Prendo la busta perché mi dà fastidio, perché c'è tanta gente che è sporca e a me dà fastidio sinceramente. Più spiaggia o più acqua? Più acqua e spiaggia. Invece se ti chiedo alimenti abbronzanti? Vabbè, l'olio abbronzante, sinceramente, perché così ci abbronziamo di più. Prima questa spiaggia era una distesa di rocce, da poco è diventata una spiaggia artificiale. La preferivi prima o adesso? No, sinceramente la preferisco adesso perché adesso ci sono più spiagge. Prima per esempio c'era solamente lo Scoglio Lungo e Balai, adesso invece ci sono più spiagge, viene più gente, quindi c'è più scelta per venire al mare. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh, 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 oh. Vamos a la playa, oh. Avete fatto il tuffo? Sì, siamo rinfrescati. Come mai sulle rocce invece che la spiaggia? È una questione di scelta. Preferisce le rocce. Preferiamo le rocce, siamo più puliti, la sabbia si attacca. Quindi era meglio come era prima la spiaggia. La spiaggia, le rocce. Ognuno ha i suoi gusti. C'è chi gli piace la spiaggia, c'è chi gli piace le rocce. Mezza giornata tutto il giorno. Mezza giornata. Anche a lei? Sì, a ora di pranzo andiamo via. Quindi venite insieme? Diciamo di sì, insieme proprio no, ma una alla volta arriviamo tutti qua. Sempre in questa spiaggia oppure preferisce cambiare? Per più siamo sempre qua. Da tanto, sì. Sono qua sempre agli Acque Dolci con gli assistenti bagnanti. Tu sei? Luca. Io sono Francesca. Adriano. In bella compagnia, ora prendo un po' di sole, così anche se non so nuotare so che posso contare su di loro. Ci vediamo nei prossimi 5 minuti.